E mancano poche settimane al referendum costituzionale, esposte oggi sempre ad Aci Sant'Antonio le ragioni del sì da Luciano Violante. Sentiamo. Si avvicina il referendum costituzionale del 4 dicembre prossimo e si mobilitano i fronti del sì e del no. Il paese si divide, 60 milioni di persone chiamate a pronunciarsi su una riforma voluta e proposta dal governo Renzi, più complessa del semplice assunto sì o no al Senato e ai suoi costi. Ed è proprio per sviscerare la profondità della riforma e quindi l'importanza del referendum che oggi l'amministrazione comunale di Aci Sant'Antonio ha organizzato nei locali del Museo del Carretto siciliano un incontro per esporre le ragioni del sì con il docente politico italiano Luciano Violante, già presidente della Camera e della Commissione antimafia e di quella agli affari costituzionali. È molto semplice, innanzitutto noi non abbiamo un paese né competitivo né stabile né veloce nelle decisioni e questo penalizza i cittadini. La riforma rende i governi stabili, rende le decisioni politiche più rapide e rende i cittadini più garantiti, più tutelati. Il no non ha nessuna proposta alternativa, dice no e basta, ma tutti sanno che non si può andare avanti così. Io dico a chi ci sta guardando, ascoltando in questo momento, ciascun cittadino deve decidere sul paese che vuole. Se vuole che questo paese continui così come adesso, può votare tranquillamente no. Se vuole che cambi in meglio per un avvenire migliore di se stessi, dei propri figli, dei propri nipoti, deve votare sì. L'incontro, introdotto dal consigliere comunale Maria Grazia Leone, ha registrato anche la presenza del dottor Giuseppe Rocca, presidente del Comitato per il Sì di Aci Sant'Antonio, e del sindaco Santo Caruso, che si è soffermato sull'importanza del dialogo e del confronto. Oggi approfittiamo di questa, devo dire, bella presenza, perché il Presidente Violante rappresenta sicuramente la storia della Repubblica Italiana in genere ed è bello vederlo qua a confrontarsi sulle ragioni del referendum, io direi. Ovviamente il Partito Democratico sostiene le ragioni del sì, ma oggi saremo qua anche a sentire eventuali altre campagne o altre situazioni che possono effettivamente contribuire a questo confronto. È un confronto sicuramente serrato, un confronto sicuramente importante e sicuramente importante anche il momento, perché oggi noi cittadini siamo chiamati ad esprimere un voto su una riforma della nostra Costituzione, quindi cercheremo in tutti i modi di far capire quali sono le ragioni del sì, che sono tanti, sono molteplici, ma allo stesso tempo io sono convinto che bisogna far capire ai cittadini che oggi non è un referendum pro o contro un governo, noi dobbiamo abituarci a capire quello che andiamo a votare e questo può essere un'occasione, ripeto, non vogliamo convincere nessuno, vogliamo solamente aprire a un dialogo, aprire a un confronto che possa far capire quali sono veramente le ragioni di questa possibilità di innovazione e di riforma della nostra Costituzione. All'incontro, al quale hanno partecipato numerosi cittadini, erano presenti anche i deputati regionali Valeria Sudano, Concetta Raia e Nicola D'Agostino.